ENARS APS, un'associazione di promozione sociale del circuito ACLI provinciale. Ci occupiamo di progettazione partecipata, cioè dove lì c'è un bisogno cerchiamo di capire come si può fare insieme ai cittadini, quindi applichiamo il principio sussidiario, direbbe l'istituzione, no? Il comune c'è, la provincia c'è, poi ci siamo noi e i cittadini cerchiamo di renderli partecipi anche della vita della città. Privilegiamo le politiche giovanili, ecco, assolutamente questo. Abbiamo capito ormai da un po' di anni che da soli non si va da nessuna parte. La rete, che è una rete fondamentalmente del sociosanitario, abbiamo anche capito che avere qualche associazione che si occupa di temi educativi, di famiglia nello specifico, aiuta a fare le cose proprio fatte meglio, come ha detto anche il mio collega prima, in bellezza, e quindi ci siamo uniti alla rete perché da soli non si va da nessuna parte. Quindi anche in questo progetto che abbiamo fatto quest'anno, col finanziamento della Regione Veneto, insieme con Alice per i DSA, con Gioco col Cuore, col Movimento per la Vita, insomma abbiamo potuto lavorare insieme agli altri e solo perché era insieme è venuto bene. Abbiamo anche accolto altri volontari come il film che si farà poi a Piove, anche lì c'è un'associazione di volontari che gestisce un cinema bellissimo, quindi insieme le cose vengono meglio, si riesce a rendere meglio. Concludo dicendo che l'associazione si occupa proprio dai 0 agli infinito anni, perché dentro a questa età infinita ci sono i bambini, i piccoli, il materno, gli anziani, e quindi mettere insieme il bello a servizio di tutta la comunità che ha tutte le età di questo mondo è quello che noi vogliamo fare, e lo facciamo facendo rete, perché quella è la vera risorsa. Non bravi noi, ma bravi tutti.